Italia tutto non possiamo riprendere, comunque siamo con Michele dal suo amico meccanico e stiamo cambiando la cinghia dei servizi e il compressore del clima che è proprio andato. Me l'aveva già tirato giù come prezzo il proprietario perché già si sapeva, però insomma dai, facciamo questi lavoretti, li facciamo subito così dopo si va via tranquilli. Pauso un attimo, allora a parte il clima e la cinghietta ok che è da cambiare, adesso dobbiamo capire come mai butta fuori aria calda dalle ventoline. Quindi abbiamo smontato tutto per vedere il collegamento che c'è tra la manopolina del caldo e del freddo. Ho smontato tutto. E dai, trovate una manca. Ho smontato tutto perché guardate. Guarda, Bombo. Yuri non ha mosso una virgola. Ma quella è l'età, non è vero? Vaffanculo. Non state a credergli. E quindi vediamo il rubinetto, no, dell'apertura del radiatorino davanti. Però vedi l'amicizia. Allora ovviamente Michele fa piacere a me, io li faccio a lui, è una cosa normale fra amici, ma far ste robe, fidati, col caldo che c'è oggi, adesso non so quanti ne abbiamo di luglio, comunque è la famosa, diciamo, buttata di caldo, quella con l'aria respirabile a 40 gradi eccetera. Star qua a smontare il camper e tutto, ti dico, sì, sono cose grandi queste. Io quel che posso gliela do anche la mano, perché tu magari mi vedi con la macchinetta in mano, no, ogni tanto prendo anche la macchinetta e documento, però quel che posso nella mia ignoranza, almeno passare i cacciaviti lo faccio. Allora cosa è successo? Il compressore del condizionatore è completamente andato, questo già si sapeva col titolare, mi ha scalato 300 euro. Nuovo costerebbe 5,80 e sembra che non si trova, o perlomeno è difficile da trovare, adesso vediamo. 600, porca miseria. E eventualmente adesso se questo riusciamo a farlo andare, adattarglielo più che farlo andare perché funziona, questo è un rigenerato, questo me lo farebbe a 300. Speriamo, preghiamo per quello lì. Praticamente il punto è che questo, il mio, ha gli attacchi del gas sopra, vedi in verticale, mentre l'altro ce li ha dietro. Però per il resto insomma gli altri attacchi sono gli stessi, quindi speriamo, insomma intanto ho detto lo improntiamo e vediamo. E un ringraziamento particolare anche all'officina Luisa e Stefano di Zero Branco che non solo ci sta facendo l'intervento immediato ma ci ha lasciato, vedi, anche l'officina e gli attrezzi a me e Michele per andare avanti con gli altri lavori. Mamma mia, le corse oggi avanti e indietro per i pezzi e nel frattempo ci cambiamo il filtro dell'aria, mentre il filtro dell'olio e del gasolio più avanti quando cambiamo l'olio. Dove siamo andati avevano solo il sintetico, io volevo il minerale, quindi niente, me lo vado a prendere dove vado di solito e faremo il cambio olio più avanti, insomma, ecco, che così assieme al cambio olio c'è il cambio del filtro dell'olio e il cambio del filtro del gasolio, come nel tagliando del vecchio camper che avevo fatto la puntata. È che abbiamo sbagliato un modello, c'è quello da femmine, cacchio, vabbè, lo montiamo lo stesso, dai. Qua, tranne il suo compressore fatto in brio. Ok ragazzi, qua ci sono 44 gradi di caldo, non hai idea. Adesso sta finendo di caricare il gas dell'aria condizionata e dopodiché niente, proviamo e andiamo avanti. Vedi, questo è strafante dell'aria condizionata, vedi? Oh, questo strafante qua caricano. E quello è Michele che gli ha ciullato il fiorino, ecco, scampa via. Boh, ciao a tutti. Allora, se quasi mandi di uno che sta lavorando, come si può vedere, sono tutto sudato, ok? Attenzione. Boh, questo qua è uno che non ha fatto un cazzo tutto il giorno, guardatelo. È uno che non ha fatto un cazzo tutto il giorno, guardatelo, maglietta asciutta, non è vero, sporco, guardate le mani. No, le mani sì, perché sono un singolo igienico. Non è sudato. No, poco. Avete visto? Non è vero. Okay. Allora pensate a voi quello che lui ha fatto oggi. Ha rotto i coglioni. Non è vero, gli ho detto brutto maestrino, cazzo, le robe che non so far niente, tu mi dici ti passo, ti faccio, ti brigo. Sì, ho fatto il passacarte per asciugarsi i sudori, il passasigarette, la rotola sigarette e il passacacciaviti. Accidenti, non abbiamo neanche filmato il voto del CP. Cosa dici, Emi? Ti piace il nuovo camperino? Ah, dimmi, raccontami. Cosa dici? Piace? Tata. Ah, dobbiamo capire qual è il tuo posto. Ma secondo me il posto di CP sarà quello, perché dopo lei vuole stare vicino a me dove c'è il sedile guida e quindi secondo me il posto suo sarà quello.
io mi metterò lì, sì, così avrò anche più visuale per quando sto col computer, quindi vedo sia di qua che dai finestroni davanti, hai capito? Quindi sì, perfetto. Poi se c'è tipo anche a tirare giù il letto, tanto qua c'è il CP, il letto tocca qua, quindi eccellente. Sì. Hai fatto il giro di tutto. Gli hai spiegato che però non vuoi usare il primo gradino ma usi solo il secondo, che è già una roba perché nell'altro gli saltava a tutti. Vero CP? Ma sì, perché siamo anche cagnolini un po' vecchiotti. Vuoi fargli vedere come sali? Vieni tata. Brava, vieni. Piano, uno, brava anche quello. No, quello non ti piace. Perché non ti piace? Guarda, vieni. Guarda, qui, vieni qui. Niente, gli sa questo qua e l'altro. Vabbè, dai, insomma, contenta lei. Oh, perdona il disastro, ma cavolo, dobbiamo fare anche la presentazione del camper. No, ne voglio fare una puntina fatta bene perché ha un disastro di cose molto particolari sto camper. Per carità, non ci staranno tutte in una puntata perché me le dimenticherò. Però vabbè, dai, vedremo. Tanti lavoretti da fare. Adesso tra le prime cose, che sono tra virgolette le più economiche, i braccetti, ok, di tutte le finestre, mi prendo quelli con la rotellina, e vedere gli oscuranti termici. Andrò a farmi un po' di preventivi in giro, sono tutti rotti. Cioè, le zanzariere magari ancora possono funzionare, ma sono tutti rotti, perché chi ce l'aveva, con rispetto parlando, lo usava veramente con una mano molto pesante. Cioè, proprio, ho capito che è un camper robusto, però un minimo di cura, cazzo, è pieno di strisciate delle chiavi, poi vedevi come sbattevano le porte e tutto quanto. Cioè, ci vuole cura, ragazzi, sui camper, anche su quelli robusti come questo, ci vuole cura. Insomma, CP ha detto che gli piace, ma cara, che scudinzola. Ti piace il camperino? Un po' caldino adesso, sì, perché d'altronde è estate, qua è tutto chiuso. Dopo, vabbè, avremo, guarda, una finestra qua, una finestra di qua grande. Qua, vabbè, tiri magari ovviamente le tende, metto gli oscuranti esterni per non far caldo. Un oblò gigantesco qua sopra, gigantesco. Un altro oblò lì con la predisposizione. No, dai, non ti racconto tanto. Dai, via, chiudi qua, che voglio fare una roba fatta bene. No, di tutto quello che vuoi, ma qualsiasi camper confronto al mio, che era già accessoriato e preparato qui contro cazzi, mi dispiace ragazzo, ma non c'è paragone. Porca puttana, è vero che anche l'altro diventerà un capolavoro, ma negli anni, cioè, un camper come l'avevo tirato qua per viversi è veramente il massimo, cazzo, è il massimo. È perfetto in tutto funzionante. Il frigo poi non ne parliamo, cazzo, frigo di lusso, cazzo, vuoi mettere a confronto? Cioè, è la tristezza vivere con quel frigo. Vabbè, dai. Infatti adesso vediamo, perché se trovo qualcuno che è furbo, capisce il valore delle cose che ci sono qua dentro, allora diciamo per me è molto comodo, perché mi prendo quello che voglio come lo voglio. Altrimenti vabbè, ci guadagnerò un casino di soldi, perché ho minimo 11.000 euro di pezzi qua, lo vendo 8.000 al camper, quindi vediamo. Più che altro il frigo è la mia priorità, il frigo. Vabbè ragazzi, allora non è che posso presentarti sto smerdaio, quindi cosa facciamo oggi, adesso? Allora guarda, ho tolto, c'erano tipo delle tendine attorno, quelle che hanno i motorhome nei letti, assolutamente oscene. È vero che così vedi le braccia, è quasi un peccato, però una volta che togli via i sedili vanno abbassati, quindi il letto viene giù, cioè tu vedi, hai tutti i finestroni, cioè altro che finestra magica, te sei dentro a serra magica, cioè a veranda, guarda che robe, porca miseria. E quindi niente, per ora resta così, vedremo come fare. Adesso tolgo il materasso, tolgo tutto, iniziamo a pulire, tolgo via tutte le tende che gliele do a mia nonna. Io adesso sono qui nella casa vecchia, ovviamente, cazzo mi metto in mezzo a una strada a fare sti lavori, e queste qua mi ha detto di pulirle con acqua e detersivo, perché diciamo sono dei pannelli di legno, tipo, guarda, vabbè, no, quello della portiera, ok, vabbè, e quelli si lavano così. E cazzo, anche qua, guarda, hanno foderato tutto con sto celestino. Cioè, mi sa che me lo terrò un bel po' di anni, perché poi sarà un'impresa a cambiare tutto, cazzo. Qua è tutto il camper celestino, magari è venuto fuori di serie così, con l'Alcantara celeste, non lo so. Sì, per il momento non è bruttissimo, a molti piace, a me sinceramente non piace neanche un po'. Sai che lo stile di Singano è il legno, il mio camper deve tornare come il mio camper, uguale identico, mi dispiace. Già la parete è quella specie di giallino, salmone, lì mi fa un po' da cagare, ma vabbè, ho capito, canale scurrile, però insomma diciamo non mi piace tanto. I mobili vanno bene, sono eccezionali, l'unica roba dargli una schiarita più avanti, da falegname, una lucidatina, una schiarita, fargli un legno più chiaro.
Idem il pavimento, che è legno vero, oppure metterò del linoleum sopra il legno, insomma, ecco, così cacchio ne so. E niente, adesso le mie priorità, allora, a parte pulire, adesso togliamo tutto, puliamo, dopodiché ci sarà il frigo, cioè aspettiamo, cioè ci sarà questo mese di stallo in cui io lascio il camper in vendita, se trovo qualcuno che capisce il valore delle cose, fa un mega affare, e io, come ti ho già anticipato, posso prendermi il frigo, che è la cosa che ci tengo di più, è la misura che voglio. Però il problema è che non so se te l'avevo già fatto vedere, scusa, non ho fatto neanche la collezione del bianco, quindi vedrai anche i colori magari un po' giallini, un po' stupidini. Allora, da sotto il microonde, qua praticamente, guarda, gli vai dentro di un'unghia, quindi diciamo che parti da qui a, tenendo conto che sotto l'ultimo qua c'è tutta roba elettrica, a qui, guarda, non è che hai tanto spazio, cioè non è poco, è tipo un frigo normale e mezzo circa, però quelli grandi sono il doppio o più del doppio di questi frighi qua di altezza, no? Quindi bisogna vedere se esiste un frigo intermedio. Poi nel futuro questo via, ovviamente, e ci sarà un rubinetto tipo a cascata in giù pieghevole come quello che avevo io, ci vorrà un bel po' credo per trovarlo, cioè basta che sia di questa altezza qui, perché poi guarda, qua c'è già il bordino, io farò un mobiletto che gli arriva precisamente a coso, oppure anche un mobiletto da appoggiare, eh sì, perché dopo lo alzi, ti chiude la finestra, no? Quindi vedremo un mobiletto da appoggiare che dopo io con dei gancetti lo aggancio qua, cioè resta agganciato qui, quindi hai capito, non ti ruba spazio, non è che te lo appoggi sopra le sedie eccetera. Quindi direi che idee ce ne sono tante, verrà un capolavoro, però ci vorrà molto tempo. Io stimo, l'altro avevo stimato 2 o 3 anni, così è stato, è diventato un capolavoro, ovviamente un capolavoro per me, perché ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze, e questo qua stimo minimo 4-5 anni minimo per farlo come dico io. Allora, il letto viene giù così, no? Che è già tanto, perché hai tanto spazio dopo sotto, vedi, cioè non è questo qua, ma e ne hai altro qua, quindi è bello alto. Appoggia lì. L'unica cosa, io non lo so, forse non sono molto convinto che questo sia il massimo, perché vedi le cinture di sicurezza qua che hanno messo, cioè sono lasche, cioè, quindi secondo me dovrebbe appoggiare lì, probabilmente, ma ah, questo va più avanti? No, non mi sembra che vada più avanti, no, gli appoggia giusto. Boh, misteri della fede. Vabbè, scoprirò più avanti. Dai, iniziamo a pulire. Cazzo, ora quella fetta che gli hanno incollato quella roba lì, dovrò togliergliele tutte, dopo resteranno i micro buchini. Vabbè, pazienza. Poi qui quello delle tende che io non userò mai, ho già visto, gli metto la striscia LED come avevo nell'altro. Poi una cosa bella che ho visto, perché ho detto cazzo, guardavo il letto, ho detto no, un'altra tavolaccia, no, vedi? Invece no, guarda, anche questo ha le doghe come i letti a castello, buono, molto buono. Sì, se le vedi tipo doppie strane qua sotto è perché lui si allunga. Adesso lo lasciamo normale così, in futuro comunque si sa che si può allungare e diventa per 4 persone che stanno per così. Aspetta, perché una volta quando mi ero smontato la 500 avevo fatto le foto, no, di tutte le cose che facevo, quindi adesso mi faccio i video di tutte le cose che smonto, così so anche dove vanno i pezzi, te capi? Bene, ho corretto un po' il bilanciamento del caldo, fa un caldo alla madonna. Allora, vediamo di aprire un po' l'oblò, che così ti faccio vedere anche l'oblò, aspetta. Ma cazzo, opla, cazzo è veloce. Beh, questo l'oscurante è senz'altro perfetto, non c'è da cambiarlo. Allora guarda, qua ho la manovella, tac, io giro e si può aprire in 2 modi, si può anche alzare così per lasciarlo aperto in corsa, no? Che ti fa incanalare l'aria dentro, però io intanto per ora lo sto usando sempre e solo con la manovella, insomma, ecco, guarda che roba, wow, che oblò gigantesco, è immenso, cazzo, figata, bello cazzo. Senti che roba, già come cambia. Qui, bah sì dai, 2 o 3 cose te le anticipo. Qui c'è un altro oblò, in realtà sopra c'è la predisposizione per il climatizzatore già con i cavi tirati, hai capito? Quindi è una cosa molto buona della serie climatizzatore, un giorno ce lo montiamo da soli.
No, vabbè, sei nel lettone, cioè guarda, svegliarsi dove abito oggi, cioè ti svegli qua col pipino e il culetto fuori, guarda che bello, e tutti ti guardano il pipino e il culetto, ah, che bello. No, c'è sta roba che un giorno devo togliere, tutta rovinata, questo adesivo che gli ha messo internamente, ma guarda, ha già l'etichetta, secondo me si toglie molto facilmente questo qua, però vabbè, aspettiamo magari un giorno una situazione che magari abbiamo anche un phon a portata di mano nel caso servisse scollarlo, che ci sia della colla, non si sa mai. Per la rubrica i promemoria di Singano per il suo lavaggio e smontaggio del camper, allora adesso mi tolgo via le tendine, ce ne sono qui laterali, poi quelle lì nei cornetti che vanno davanti e un'altra lì. Altre tendine dopo in futuro cosa c'è? Quella della cucina e quelle due, quella lì, ma mi sembra dritta, no, lì non c'è la tendina. E ah sì, le tende più grandi, sì, anche quelle devo stare attento alle misure nei cosi, come si chiamano? Quella roba là, dai, letti a castello, che un giorno diventerà garage. Sopra letto a castello comunque, e sotto garage. Mamma mia che spuzza, ragazzo, che c'è qua dentro, che spuzza. Cioè già spuzzo io, vabbè, perché abbiamo strasudato oggi a fare i lavori con 44 gradi che c'erano, però cioè neanche il letto avevamo cambiato, cioè proprio porca miseria. Pare di essere tornato alla Naia, alla Spezia, cazzo, che ti trovi le lenzuola macchiate di sangue. Sì, qua non ci sono macchie di sangue, però insomma, bene o male, porca miseria. Ah, dai, belli pizzi qua, belli robusti, li vedi? Questi qua sopra. E scorrono anche bene. Una bella cosa, è una cosa che apprezzo, insomma, nel senso, ti accorgi la differenza, no? Quando usi un camper, dopo ti trovi in un altro, vedi, no? Diciamo la robustezza delle cose, la praticità, l'intelligenza nella progettazione, eccetera, eccetera. Cioè non cambia che al momento so che molti hanno frainteso, non l'hanno capito. Sto grondando di sudore, ma non è che non sono felice del camper che ho preso. Allora, è molto difficile da spiegare. Sono molto triste, tra virgolette, in questo momento, perché io comunque sto ricominciando da zero. Cioè io ero arrivato ad avere un camper pazzesco, quello vecchio, e adesso ho una base che è infinitamente superiore a livello qualitativo e anche abitativo, eccetera, però come arredamento e funzionalità personali, cioè della serie il frigo che dico io e tutto l'impianto elettrico per il computer, cioè lavoro col computer, cioè scusa se è poco, lui sì qua al pannello ha la batteria buona e tutto quanto, ha il generatore GPL per carità integrato, questa è una delle robe che mi fa impazzire di sto camper, però vabbè, per il momento non ho neanche l'inverter, stranamente, cioè ha tutto tranne l'inverter, è una roba pazzesca, non riesco a capire. E per il momento cioè, non è che posso lavorare a GPL, cioè col computer che va a GPL, capisci? Quindi per questo mesetto di stallo ci sarà un misto, non sarò più full timer per un mese intanto, e ci sarà un misto di vita nel camper vecchio, fino a quando non lo vendo, vivrò nel camper vecchio, poi un po' da mia nonna e un po' dall'Alessia, e quando andrò dall'Alessia, con tutto il rispetto ragazzi, ma per il momento andrò col camper vecchio, fino a quando non lo vendo io dall'Alessia vado a trovarla col camper vecchio, che diciamo a volte possono prestarmi un'area per parcheggiare per andare a trovare l'Alessia, però diciamo col camper mio ci ho fatto la mano e tutto quello che vuoi e riesco a entrarci. Con quello nuovo non ci entri proprio, cioè non è, puoi essere bravo quanto vuoi, non ci puoi entrare. Non ci puoi entrare, adesso non sto a spiegarti com'è l'entrata, però è fisicamente proprio non puoi entrarci, c'è una curvatura che tu non puoi assolutamente fare con questo. E scusa dai, meglio che mi muovo perché puzza. Promemoria per Singano, questi qua lunghi, guarda così, sono attaccati con una vite, sono quelli che tengono le tendine, probabilmente ce ne saranno anche altri, quindi insomma adesso mi metto le vite a parte, vado a prendere il cacciavite e facciamo. Io poi mi sono preso del VD40, probabilmente farò un po' il giretto, sì, non solo dei bracci del letto, ma un po' tutte le giunture in generale, diciamo, ecco, comunque ce ne sarà da pulire ragazzo, che metà fa basta. Sì, il letto, guarda, vedi? È un po' tipo avanti e indietro, giustamente perché c'hai i braccetti, quindi non lo so, quando dovrai funfatare o spacchi tutto o ti diverti, non lo so, una delle due. Aspetta, perché ho tolto tutte le tende, ma questi li ho lasciati su, mi sa che in lavatrice, secondo me sì, saltano, si staccano, quindi sì, meglio che li stacco questi, sì. Pronto? Ti salve, buongiorno, è Yuri? Sì, sono io. Ho visto un annuncio su
Sì, sì, quello vecchio, sì, sì. Non vado più avanti perché mi stanno arrivando un sacco di telefonate, gente vuole vedere il camper vecchio. Domani ne ho 2, ne avrei dovuti avere 3, ma ho detto no ragazzi, forse è meglio di no, facciamo 2 al giorno. E memo per Yuri, questa tendina piccolina, quella della cucina, è a strappo, dietro c'è lo strappo, ok. Oh, no, so che ti sembro scemo, ma dici che hai l'Alzheimer, che ti fai tutti sti video? No, no, fidati, fidati. Io quando lavoro così mi sono smontato una 500 da solo intera, completamente, una Fiat 500 d'epoca, rifatto tutto nuovo e rimontata tutta con le fotografie. Ovviamente tra una 500 e un camper c'è un mondo, o anche tra una 500 d'epoca e una macchina nuova. La 500 era un giocattolo, quindi sì, chiunque può metterci le mani, basta solo avere un po' di pazienza e tanta memoria, oppure farti le fotografie, cioè è veramente un giocattolo da smontare. Porca miseria, sì, riprese fatte sempre alla cacchio, ma d'altronde a te piace anche così, cioè anzi tu credi che queste riprese ti piacciono, ma in realtà no, perché l'aveva spiegato anche chi era, aspetta, Ruggero dei Timidi aveva fatto una specie di video comico su questo discorso, che la gente, o meglio il subconscio della gente, è attratta dalla qualità audio e video, non dai contenuti. Tu pensi, dici madre puntini mi piace i contenuti eccetera, in realtà no, inconsciamente tu sei tenuto a seguire altre cose, magari qualsiasi cosa, magari anche interessante, ma in ogni caso il tuo subconscio è spinto fortemente a seguire quelle cose che si presentano molto bene, montate bene, con un'alta qualità video, audio, eccetera, eccetera, hai capito? No, non dire che non è così, fidati è così. Comunque, memo, psicologia mediatica. Memo, questa tenda orribile, è quella della cucina, non la butto via, nel senso che mi serve comunque una tenda, visto che gli oscuranti fanno da cagare, quindi momentaneamente Yuri, questa te la tieni, buttiamo a lavare anche questa. Adesso sto aspettando info dall'Alessia, che ha 2 amiche che hanno delle lavanderie, per come lavare l'Alcantara. Quindi intanto vabbè, sto facendo la borsa che gliela porto da mia nonna e poi vedremo come si fa, così ti dico anche come si lava l'Alcantara. Te vedi, cazzo, sei un canale culturale sotto ogni punto di vista, è una roba incredibile. Prima che non mi dimentichi, era qua, lo vedi? Il famoso manfrottino, no? Ok? È sempre stato un treppiede eccezionale, attenzione, io adesso ho, magari perché è un po' del mestiere le sa sta roba, sto veloce perché interessa veramente a pochi sta roba, ho una Sony A6004 con un obiettivo Sigma 16 mm, non è un obiettivo esagerato, per carità ha il suo peso, ma non è affatto un obiettivo esagerato. Se la metti su questo trepiede, il trepiede della Manfrotto non la tiene, ok? Quindi vedi la macchinetta inizia ad andare in giù, ok? Quindi sconsigliato per reflex e macchine con un obiettivo di un certo peso, anche perché costa, cioè io l'ho preso in offerta, ma credo costi tipo 50 euro sto qua. Altro memo, nella dinette c'è questo più o meno grande così, e anche questo è a strappo, vediamo, sì, è a strappo dietro, ok. E poi c'è, faccio già il video adesso, sì, per me primi memo, una tenda schifo qua e una tenda schifo là. Questo oscurante è completamente disastrato, la zanzariera no, è presa molto bene, ma l'oscurante è disastrato, quindi momentaneamente le tendine le tengo. Allora, Yuri Memo, questo è un pezzo a me sconosciuto, non riesco a capire cos'è, ne ho 2, uno dovrei averlo buttato di là dal CP, cosa intelligente secondo me da fare, visto che non capisco cos'è, vedi è fatto così, li buttiamo a lavare comunque e la roba che c'è dentro la tengo di là, che se un giorno magari serve ho la roba già lavata. Allora, io non credo che tutte queste cose in Alcantara le abbia fatte la Top Group, perché le cuciture, soprattutto il sistema a strappo, come sono stati cuciti e attaccati, sono fatti veramente da culo e stona assolutamente con tutto il resto del camper, cioè nel senso a livello qualitativo, no? Non parlo proprio della qualità dei materiali, ma proprio del tipo di lavorazione, di attenzione che si è messa alle cose, quindi questa roba secondo me deve averla fatta un vecchio proprietario. Anzi guarda, sta roba mi ha fatto già girare le palle, la butto così dietro la cuccia del cane, c'è una specie di mini discarica nel garage della casa vecchia, butto tutta la roba che non voglio ma che neanche non vorrei buttare via. Qualcuno no, ha chiesto come mai sto camper, no? Cioè della serie se Singano ho preso questo così d'improvviso, ci sarà il suo perché esattamente. Allora, chi conosce già i Top Group, ma li ha conosciuti anche di persona, li ha visti, non serve spiegare assolutamente nulla. Per gli altri ci vorrà un po' di tempo che spiegherò in tutti i dettagli, a parte queste cazzate, queste castronate che sono state fatte dagli ex proprietari, spiegherò nei dettagli e farò vedere proprio come è fatto questo camper, dai fondi all'impianto elettrico, alla qualità, il tipo di materiali,
agli accessori, alle dotazioni, veramente questo camper è una cosa estrema. È stato portato via a 15.700 euro, è un camper che di solito usato lo trovi sui 50.000, nuovo è sui 120.000. Dio che caldo, mi correggo, usato anche 40. Beh, Memo per Yuri no, direi di no, cioè i cuscini della dinetta sono inequivocabili, cioè i cuscini della dinetta sui cuscini della dinetta, li vedi dai. No, che devo fare? Apro. No, ancora c'è l'Alcantara sull'Alcantara, che cazzo è? Porca troia, infinito. Ah sì, probabilmente, anzi sicuramente, perché quello sotto era un po' più vissuto, probabilmente l'Alcantara non è un materiale dove tu puoi, diciamo, strusciarti tanto, cioè è un materiale un po' più, come cazzo posso dire, un po' meno robusto sotto questo aspetto, no? Allora gli hanno fatto la doppia fodera, io sì, le lascerò tutte e due, sì. Cazzo è sto insetto? Ah, un moscerino. Sì, gli hanno fatto anche questi nodi abbastanza interessanti che io non so rifare, dove tu tiri un filetto e si smolla tutto, vedi? Boh, va bene, dai. Sì, no, è bello perché gli dà quell'effetto, no, vedi? Come si chiama? Tipo salsicciotto, no? Però va bene, dai, proveremo a capirci. Piccola complicazione. Allora, qua sono attaccati, vedi, con dei fili, tutti questi botoncini sono attaccati con dei fili, quindi adesso vediamo se è il caso magari di pulire in qualche modo provvisoriamente, e mi costerà massimo 100 euro. Fa vedere, sì, della gomma piuma di queste dimensioni.